È di 1.657.000 euro la disponibilità finanziaria di Argento Urbana, fondi che la Regione mette a disposizione delle partite IVA che hanno sede legale nei capoluoghi di provincia, tra cui Agrigento. Le imprese che vi potranno accedere sono 2.154 che hanno la sede legale nella nostra città. Il bando emanato dall'assessorato alle attività produttive prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle microimprese artigiani, commerciali, industriali e di servizi. Unico limite del provvedimento la restrizione secondo alcuni codici Ateco previsti dall'assessorato retto dall'assessore Girolamo Turano, quindi non aperte a tutte le partite IVA e in regola con il DURC. L'assessore Picarella si è anche incontrato stamani con il presidente regionale di Union Camere Sicilia. I fondi di Argento Urbana che sono stati indirizzati per una grande fetta delle imprese agrigentine, ma non tutte purtroppo. Abbiamo su questo tema non soltanto sollecitato la Regione affinché si procedesse alla promulgazione del bando per le imprese, ma anche ad una migliore rivisitazione di quelli che sono i codici Ateco che dovevano essere in un certo senso presi in considerazione. È comunque una boccata di ossigeno che si sta dando a chi si è trovato in difficoltà, soprattutto subito dopo la pandemia, per la ripartenza. Quello che vogliono le imprese fondamentalmente è mettersi a lavorare, ma l'augurio più grande è quello che con l'inizio dell'estate ci possa essere per tutte quelle imprese, soprattutto turistico, ricettive, della ristorazione e dei servizi, che ci possa essere appunto una ripartenza tale da non avere bisogno più dei sussidi, ma di ripartire alla grande per quella che è un'economia prevalente, l'economia della città di Agrigento. La mia presenza, anche perché oltre ad essere presidente dell'Unione Camere Sicilia sono il presidente di Confcommercio Trapani e sono venuto a trovare qua i miei amici di Confcommercio, che ogni tanto ci vediamo dal punto di vista così affettivo e collaborativo. Quindi la mia presenza a Agrigento è un incontro con gli amici di Confcommercio per cercare di mettere assieme le sinergie per lo sviluppo della nostra associazione per il prossimo futuro. Union Camere, presidente regionale, con un momento sicuramente difficile per le aziende dovute alla pandemia che voi avete cercato in qualche modo di sostenere. Come, presidente? Eh sì, il momento è stato veramente difficile per quanto riguarda le imprese di tutti i settori, ma in particolare del settore turistico di questa realtà siciliana e non solo, anche nazionale e mondiale direi. E quindi noi siamo stati vicini alle imprese, le abbiamo cercato di assistere, abbiamo fatto pressing al governo regionale e nazionale affinché dessero i contributi a fondo perduto alle attività imprenditoriali. E siamo ancora in una fase che tutto non è stato fatto al meglio, siamo sempre presenti, siamo una spina contro i governi, capendo le difficoltà che hanno, sia nazionale che regionale, però il momento particolare merita che le imprese abbiano dei sostegni affinché possano rimanere aperte, perché se si continua così sicuramente non vedo dei segnali positivi per le piccole e medie imprese di questa realtà siciliana. Un momento difficile, ecco, come vede lei il futuro? Forse si poteva fare di più e la vostra presenza deve essere sempre di pungolo e di stimolo, perché ancora tutto non è passato, la ferita è grande e grave da rimarginare. Lei dice bene, bisogna fare da pungolo ai governi regionali e nazionali e bisogna stare sempre attenti, anche perché il momento è particolare e oggi più che mai chiediamo un ulteriore sforzo ai governi affinché riescano a dare quel piccolo contributo che stanno dando affinché le imprese non chiudano definitivamente. Il pericolo c'è, è grave e noi siamo attenti e vigili affinché questo non succeda.